Al Circolo Culturale Empedocleo di Agrigento sono stati commemorati gli 80 anni dello sbarco alleato in Sicilia, le vittime dei bombardamenti. Presente anche la nipote di un agente di polizia morto nel 1943, a cui è stato consegnato il foglio matricolare. In merito abbiamo ascoltato tra le interviste di Giovanna Neri il segretario dell'Associazione Nazionale Bersaglieri di Agrigento Salvatore Fucà, il commissario dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Giuseppe Cimè e Cristina Luciani, nipote dell'agente scomparso, il dirigente della Polizia di Stato Ferdinando Cavallaro. Diverse sono state le iniziative. Nella mattinata di ieri la sfilata dei mezzi militari d'epoca e dei rievocatori presso il comune di Agrigento, nel pomeriggio di oggi un convegno al Museo Archeologico e domani al Palazzo San Domenico una conferenza sulla battaglia ad Agrigento. È una ricorrenza che ogni anno cerchiamo di rispettare e quest'anno sono 80 anni da quel giorno triste in cui morirono tante persone ad Agrigento e quindi abbiamo cercato di ricordarle, puntualizzando il bilancio di quell'incursione, cioè di 186 morti. E soprattutto ricordando con questa occasione due guardie di pubblica sicurezza che morirono in quelle circostanze mentre svolgevano il loro lavoro di assistenza alla popolazione civile. Per me è un momento davvero toccante perché il ricordo di questo collega del Corpo delle Guardie PS mi ha fatto ricordare i miei di ricordi, cioè quelli di mio nonno, anch'egli un dipendente del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, e anche di mio padre, che era un maresciallo della Polizia di Stato. Devo dire che il ricordo è al centro di tutta la nostra vita professionale e, come dicevo alla nipote dell'appuntato caduto il 12 luglio, il rammarico era che non conoscessi questa storia, perché sentire le parole di tutti gli intervenuti, ma soprattutto della nipote, naturalmente su cose riferite della mamma, cioè la sorella del dipendente nostro caduto durante la guerra, hanno toccato me come hanno toccato sicuramente tutti gli altri. Questo veramente ci deve fare riflettere, perché la memoria e il ricordo dei nostri caduti deve essere costante e non deve finire mai. L'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, che ho l'onore di rappresentare qui ad Agrigento, quest'anno ha voluto, insieme alle altre associazioni, organizzare questi eventi che non si risolvono e non si definiscono soltanto nella giornata di oggi, che ha visto sfilare i carri militari stamattina per le città, per le vie della città, e oggi pomeriggio in questo convegno abbastanza nutrito e ben definito nei dettagli, ma continua appunto nelle giornate di domani 13 e 17 con altri momenti di convegnistica e di organizzazione di l'inaugurazione di mostre. Riteniamo che ricordare è anche non solo una testimonianza ma un impegno per ricordare a tutti che bisogna praticare i valori della pace e della solidarietà e stigmatizzare quelli della guerra. È un momento di grandissima emozione. Da bambina io sento la mamma raccontare di questo suo fratello amatissimo, che all'epoca dei fatti aveva 31 anni, quando il 12 luglio del 43 fu colpito dal bombardamento che insomma si abbatté su Agrigento mentre stava portando viveri, approvvigionamenti nel rifugio della prefettura. E quindi per tanti anni ho sentito raccontare di questa, la mamma all'epoca dei fatti aveva 11 anni, però lo amava moltissimo questo suo fratello, e è stato per me un ricordo che ha accompagnato la mia infanzia, la mia adolescenza, con una fotografia, l'unica che aveva la mamma a disposizione, di questo suo fratello bellissimo e così giovane, e che era rimasto ad Agrigento, dove né lei né la mamma, la mamma del mio zio, furono mai in grado di venire, e quindi diciamo che sono la prima a poter onorare la figura di questo mio zio, che Agrigento ha accolto
fino ad ora si trova a tutt'oggi nel sacrario dedicato alle vittime del conflitto, e quindi ringrazio l'associazione e ringrazio la città di Agrigento.